E allora eccoci qua rientrati in studio, abbiamo cambiato il titolo, Matteo I o Matteo II, punto interrogativo, qui abbiamo i due Mattei che stanno correndo e che stanno guidando di fatto le due parti. Allora, vediamo, come dicevo, quelle che sono le preferenze per una leadership nel centrodestra o nella destra, che dir si voglia, oppure non so, perché forse non c'è neanche motivo di parlare di destra-sinistra forse oggi, anche alla luce delle politiche che sta facendo Matteo Renzi, no Gastaldon? Cosa dici? Allora, questo qui è un sondaggio di Tecne SRL di questi giorni. Comunque, allora, è stato chiesto agli elettori di centrodestra, in questo caso qua, chi vedrebbero bene come premier. Okay? Allora, come vedete abbiamo Matteo Salvini al 42%, Berlusconi al secondo posto al 22%, poi abbiamo Giorgia Meloni 16%, c'è anche chi chiede una figura nuova, un 15%, quindi un nome diverso da quelli che sono conosciuti oggi, e poi vabbè, un 5% che non esprime l'opinione. Allora, abbiamo visto che nella parte della sinistra si discute, forse sulla leadership di questo centrodestra forse è prematuro, come si diceva prima, indicare un nome, però è un dato di fatto che manca la figura, come dire, aggregante. Oggi è quella di Salvini e sicuramente Sandonà mi dirà che è il migliore in assoluto, però io vorrei sentire da Zanone e da Gori, prima di sentire Sandonà, che cosa ne pensano. Allora, Gori, inizia tu. Beh, se dobbiamo osservare le percentuali di voto, ovviamente uno si basa su dei numeri, però ripeto, è veramente presto per parlarne, perché domenica scorsa c'è stata Bologna, è stato detto a Bologna che i primi approcci, le prime scambi di opinioni, le prime, fra virgolette, trattative, ma non trattative nel senso stretto del termine, avvenivano a partire da questa settimana. Per cui un conto è leggere le percentuali e un conto è vedere esattamente le intenzioni dei leader politici, perché non dimentichiamoci che ci saranno anche al voto Roma e Milano. Quindi molti danno come candidata Giorgia Meloni per il Comune di Roma, ma Giorgia Meloni non ha mai confermato, cioè non ha mai smentito e non ha mai confermato. Dipende sempre dai programmi che vengono presentati, se sono condivisi dal centrodestra. Pertanto stare a valutare ora chi sarà il leader del centrodestra dipende da tanti fattori. Certamente c'è stata una riunione del centrodestra sotto dei valori comuni, pertanto io aspetterei, io Claudio Gori non mi sbilancio su questo, io seguo le indicazioni del partito, anche perché sono quelle che è ancora tutto in fase di trattativa. Al momento, come Fratelli d'Italia, cercando di incidere un pochino a livello locale senza farci tanta pubblicità, noi stiamo portando avanti una campagna che è quella di Povera Italia. Stiamo raccogliendo degli aiuti, dei generi alimentari per aiutare anche le famiglie italiane in fase di bisogno. Io devo dire, perché un conto sono le parole, la retorica, però io non ho mai visto come questo ultimo mese tantissime famiglie italiane che sono sotto la soglia di povertà ma non chiedono aiuto per una questione di dignità. Io non dico che chi chiede aiuto non abbia dignità, assolutamente, però c'è un mondo sommerso di povertà che all'occhio nudo del cittadino purtroppo non è visibile. Certo. Zanon, su Salvini, come leader, come possibile leader. Diciamo che negli ultimi 20 anni il centrodestra ha avuto un leader unico che è Silvio Berlusconi, talmente irraggiungibile dal punto di vista politico che con i suoi voti ha fatto grandi tutti gli altri partiti che oggi si pongono come eredi di questa cordata. È vero, Salvini è un ragazzo giovane che parla bene, è un ragazzo che si vede in televisione, che parla alla pancia, dice argomenti che la gente condivide. È un leader, bisogna vedere al momento in cui si va a parlare di cose per il paese concrete, si trovano una serie di sinergie. È vero che la Giorgia Meloni, io la vedrei sindaco di Roma al 100% e per lei potrei fare una battaglia anche interna del mio partito. Ma come guida invece di questo come listone, dopo vedremo. Il presidente Berlusconi lui parla di coach, parla come fosse il Milan, parla di un allenatore che non deve essere, che non sarà lui, ha detto.
non sarà lui l'allenatore. Non sarà facile trovare un erede a Berlusconi e Salvini oggi è un uomo concreto, però non mettiamo ostacoli alla provvidenza. Sandona, allora Gori non si sbilancia, Zanon anche lui dice sì, è un bravo ragazzo, però. Allora, Zaia ha già detto che non se ne parla nemmeno, lui lavora per il Veneto. È cambiato anche il modo di vedere la politica rispetto a qualche anno fa, diciamo, no? È uno stile che in parte è stato portato avanti anche all'inizio da Berlusconi, perché la politica in questi ultimi anni, anche se vogliamo negli ultimi mesi, si sta incentrando maggiormente, sta spostando il tiro più che dai partiti, diciamo, nei riguardi delle personalità di coloro che sono i leader di fatto poi dei partiti e delle coalizioni, anche nel caso di Renzi, ecco. E in questo caso dall'altra parte, infatti, il titolo non è un titolo casuale, perché si parla di Matteo 1, Matteo 2, l'abbiamo già visto anche in altre trasmissioni, in altri dibattiti, anche nei giornali, eccetera. Sul campo Matteo Salvini è diventato il leader del centrodestra negli ultimi mesi, l'ha dimostrato con la Lega e si è imposto anche con la manifestazione di domenica. In una certa qualche maniera gli altri partiti di centrodestra si sono un po' agganciati al traino della Lega e alla manifestazione della Lega. Legalizzazione? No, non vedo una legalizzazione, perché la Lega ha una... La legalizzazione di Forza Italia? La Lega ha un'identità ben precisa e ben particolare, ed è giusto che le altre forze politiche mantengano i loro valori, le loro iniziative, ecco. Però bisogna trovare anche una persona che dia corpo, dia spirito, diciamo, di comando a capo della coalizione. In questo momento non c'è nessuno al di fuori di Matteo Salvini. Io aggiungo che ci sono delle altre persone e delle altre personalità all'interno del centrodestra e in particolare della Lega. Lo stesso Luca Zaia è stato indicato, non si è autopromosso lui, ma è stato indicato da fonti terze come un possibile candidato. Luca Zaia è un politico che ha una carriera politica straordinaria all'interno e anche a suo modo diciamo unica anche all'interno del centrodestra. È diventato il presidente di provincia più giovane d'Italia, 28 anni, ha fatto il vicepresidente della regione, è diventato già ministro ed è al secondo mandato, anche se giovane, è presidente della regione. Ha vinto una battaglia politica molto importante nel Veneto qualche mese fa, di cui anche il sottoscritto ha fatto parte, insomma, della campagna elettorale che ci ha visti, insomma, vincitori. Voi nel comunque, Veneto. ecco, un Luca Zaia lo vedreste bene alla guida del centrodestra? Zaia vedrei molto bene nel caso anche in cui, per il Veneto, no? Anche perché voi come Lega ci sono sempre state il leader in questo no? momento è Salvini, però diciamo che abbiamo anche delle frecce, non chiamerei neanche una freccia di riserva di Luca Zaia, ecco. Sarebbe molto riduttivo, perché Luca Zaia, oltre che essere il leader veneto in questo momento riconosciuto, è anche un leader a livello nazionale. Basti vedere quello che sta succedendo in sede conferenza Stato-Regioni o cose di questo genere. Prima si faceva un accenno, diciamo, alla legge di stabilità, alcuni provvedimenti, nuovi provvedimenti annunciati dal governo Renzi. Io guardo i numeri che sono stati posti all'attenzione nelle famose slide o gli famosi schemetti che Renzi ci dà diciamo in televisione, eccetera. Abbiamo capito quest'anno che l'accoglienza ai cosiddetti profughi, noi siamo per l'accoglienza dei profughi, quelli veri però con la V maiuscola, meno del 10% dei profughi che sono stati, diciamo che hanno passato le commissioni provinciali, gli hanno fatto l'esame,
meno del 10% di queste persone che arrivano in Italia sono riconosciuti profughi. Quindi stiamo parlando noi di la migranti. settimana, la devo contraddire, noi la settimana scorsa avevamo dei dati diversi. Guardi, stanno allargando le maglie. Non necessariamente con il riconoscimento di profugo, ma comunque, certo, ci sono vari stadi. Si sta modificando la legge, ma non è esattamente quello che dice la normativa in termini di profughi che vengono da zone di guerra o da zone dove ci sono particolari tensioni. Tutto questo costa dal punto di vista del contribuente italiano più di 3 miliardi di euro. Non è fare sciacallaggio, è dire le cifre come stanno. I tagli quest'anno alla sanità sono circa la metà di quello che costa l'accoglienza dei profughi. Renzi ha evidenziato questo dato per chiedere i soldi all'Europa, che in questo tema non ce li darà come non ci ha già fatto il provvedimento. Non ce li darà, non ci darà di 3 miliardi e mezzo. Sì, l'ha messo Renzi sulla slide, no, certo. ma l'Europa non ce li darà questi sulla soldi. Bozza di legge di stabilità ha già dato la possibilità, cioè è notizia ormai di 3 settimane fa. Ma l'Europa non ci darà questi soldi per l'accoglienza dei profughi. L'Europa già li dà. Già li dà, ma non dai 3 miliardi. Arrivano dall'Europa. Sono soldi che sono interamente sostenuti dai cittadini italiani. No, questo dato purtroppo... Perché innanzitutto lei dice ci sono degli immigrati che arrivano, sbarcano, a parte che in questo periodo, ma comunque sbarcano. Andiamo a prenderli anche, fra l'altro. No, sì, per evitare che muoiano in canale, diciamo, stiamo incentivandoli ad arrivare. Non iniziamo la polemica sui profughi, tanto sappiamo come... No, prego. Velocemente, perché ho un telespettatore in attesa. No, bisogna chiaramente accoglierli per poi consentire che facciano la domanda di asilo. Ma comunque vi do un unico dato, forse ne avete parlato la settimana scorsa. In questo paese c'è quello che si chiama fattoide, cioè una notizia che tutti credono vera e che è completamente falsa. Qual è questa notizia? Che noi spendiamo per gli extracomunitari, per i lavoratori migranti, più di quanto, che paghiamo le pensioni, più di quanto prendiamo. È esattamente il contrario, perché in Italia i contributi pagati, i contributi pensionistici e i costi sociali dai lavoratori stranieri superano di gran lunga il costo di quanto viene dato. Questa è una balla autentica. Scusatemi, i costi sociali degli immigrati sono esattamente. Però abbiamo il signor Roberto che è in attesa. Abbiamo il signor Roberto, lo facciamo parlare, i telespettatori chiamano proprio perché vogliono intervenire. Buonasera, signor Roberto, lei chiama da dove? Da Milano, in provincia di Venezia. Buonasera, cosa vuole dire? Prego. 2 cose semplici. Bravo. La prima, il Job Act, così come è stato fatto, è una truffa legalizzata per regalare manodopera a basso costo alle multinazionali che dal 2016 arriveranno a frotti in Italia. Punto. Secondo, evasione fiscale, corruzione e lavoro nero ci costano 400 miliardi l'anno, si possono eliminare domani mattina con una semplice legge, una legge fiscale dove tutti si possa dichiarare tutto al 40% sull'imponibile. Un esempio, un operaio che possa guadagnare netto 20.000 euro all'anno, a fine anno si ritrova tra i 4.000 e i 4.500 euro di ritorno dalle tasse. Secondo voi quei 4.000 euro dove li porta l'operaio? Le Cayman, come fanno i politici? O li spende direttamente in casa, sul territorio? E così mi va eliminato evasione fiscale, non ha più ragione di esistere la corruzione, perché il corrotto e il corruttore vengono beccati immediatamente, e il lavoro nero, soprattutto i pensionati che hanno pensioni basse, possono continuare a farsi il lavoro pur percependo anche la pensione, semplicemente munendosi di un timbro con nome, cognome e numero di codice fiscale e rilasciando la regolare ricevuta. Punto. Benissimo. Il problema sta nel fatto che i corrotti sono al 99% tutti nella politica, tutti guai. E sappiamo bene che in politica Palazzo Madama, Palazzo Chigi, Montecitorio abbiamo un'infinità di passati in giudicato, condannati e in attesa di giudizio proprio per corruzione e mafia. Devo spiegare altro? Signori, vi ricordo che io è da 7 anni, grazie a tutta questa
comunismo maledetta, infame, da 7 anni al 30 ottobre scorso, io non ho lavorato un solo misero maledetto giorno. Quanti anni ha, signor Roberto? Quanti anni ha lei? Una corda appesa al appesa al soffitto. Quando la devo usare secondo voi? Stasera, domani, quando? Buonasera. Grazie signor Roberto. Abbiamo anche il signor Antonio, sentiamo un'altra voce. Buonasera signor Antonio, da dove chiama gentilmente? Sì, buonasera, chiamo da Roma, sono un molto affezionato spettatore, ogni tanto intervengo. Prego signor Antonio, prego. Sì. Guardi, allora io un po' mi ripeto, in questi 3 anni un po' i concetti sono sempre un po', purtroppo, perché i problemi non vengono risolti e poi si rischia anche di ripetersi. Diciamo che almeno io sempre nel mio piccolo contributo al produttore ho sempre auspicato che ci fosse un po' di chiarezza, un po' di coraggio da parte della politica. Vengo da una città dove voi avete potuto assistere a quello che è il fallimento della politica, proprio il simbolo del fallimento della politica. Ci vorrebbe un po' di coraggio. Nelle trasmissioni in questi anni che ho avuto l'onore di seguirvi, il piacere voi che mi avete ospitato, ho sempre auspicato, proprio per questa esigenza di chiarezza, che ci fosse io quello ho sempre detto, un momento costituente, non chiaramente questo momento che c'è stato con questa contrapposizione, questa violenza che c'è stata dall'alto, da parte. Ora non parlo del metodo, non parlo del merito, parlo del metodo. Questo cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, con varie, non so qua, le cose le sapremo. Io auspicavo una vera e propria Costituente, dove si facesse coraggio, si direbbe, per esempio, le faccio un esempio, sulla sanità, faccio un paio di esempi, sulla sanità, la si vuole pubblica o la si vuole privata? Lo si dica chiaramente. Io ero per discutere, perché si discutesse a 360 gradi, se si avesse il coraggio di mettere le proprie idee sul tavolo, insomma, che si venisse fuori, che non ci si parasse dietro una sigla di partito, dietro una presunta posizione o di destra o di sinistra che essa sia, ma si parlasse molto chiaro. Si vuole risolvere il problema del nord e il problema del sud, o per esempio si vuole auspicare un modello di tipo federalistico, al limite anche secessionistico. Insomma, ci si confrontava, finalmente si metteva fuori, si confrontava, e poi la maggioranza chiaramente auspicava un processo che fosse democratico, vinceva. Io credo invece che i problemi si aggirano, cioè ci si va in maniera molto surrettizia, si tolgono determinati diritti senza che al di là nessuno si possa esprimere o in negativo o in positivo. Ho detto l'esempio della sanità, tutti gli altri pubblici servizi, ma mettono anche in discussione le pensioni, e potrei continuare. Certo, io credo chiaro. Che se non si fa questa chiarezza, io credo che un'ultima cosa volevo dire, chiudo, direttore, direttore, insomma, mi perdoni, l'ultima cosa che voglio dire è che ho sentito moltissime trasmissioni sul discorso degli immigrati, e voglio dire agli amici di sinistra, nel senso, come c'ho anche a destra, dico alle persone, soprattutto agli amici di sinistra, che devono dire una cosa, devo ammettere una cosa, purtroppo, non è colpa di nessuno, ma il welfare in Italia non funziona, perché in effetti per tutta una serie di situazioni gli immigrati, per dovuti a convenzioni internazionali, hanno determinati tipi di aiuti, e abbiamo visto come tante cose vengono gestiti, però in Italia un vero welfare non è stato mai fatto. Infatti noi insieme alla Grecia siamo il paese a non avere un welfare degno di questo nome. Questa è la verità, lo devono ammettere, lo sanno, lo dicono, ma devono ammettere che c'è purtroppo di fatto un privilegio che viene fatto nei confronti dei stranieri. Certo. È un fatto storico, bisogna riconoscerlo, perché se non si riconosce neanche questo, vale il discorso che ho detto prima. Grazie. Scusate se mi sono dilungato, buona serata. Assolutamente, grazie a lei signor Antonio, grazie di essere intervenuto. Abbiamo anche la signora Michela, che puntuale come ogni settimana ci chiama, è una telespettatrice che partecipa da casa alle nostre trasmissioni. Buonasera signora Michela. Buonasera a tutti, e grazie mi di auguro aver di chiamato. partecipare, ma anche di dire cose interessanti, non insulsaggini, spero almeno. Prego. Sintetizzo qualcosa come ogni sera. Intanto vorrei dire al signore di sinistra, che la penso anch'io come l'ascoltatore di poco fa, il costo sociale degli extracomunitari è molto più elevato di ogni qualsiasi tassa o quant'altro possano lasciare, perché vedete, anche se ci fossero
diciamo, le tasse che mandano, le tasse le mandano a Roma, non restano in Veneto, le rimesse le mandano a casa loro, però hanno tanti di quegli aiuti. Voi vedete, hanno le scuole gratis, le case gratis, la sanità quasi gratis. Mi chiedo e mi domando come fa quel signore di sinistra a dire che producono più di quello che spendono. È assurda questa cosa. Permettetemi due parole su qualcosa che è successo 30 anni fa e che nessuno delle TV nazionali ha portato in auge oggi. Il primo trapianto di cuore in Italia 30 anni fa a Padova. Chiusa la parentesi. Sentivo, appena chiuso l'Expo l'altra sera, che ci sono degli imprenditori veneti che avanzano dai lavori fatti all'Expo milioni e milioni di euro che forse non verranno mai risarciti. Cosa ne pensate di tutto questo? Poi c'era nella trasmissione di Nicola Porro Virus ieri sera qualcuno che diceva che noi nel nord-est produciamo ancora poco, che dovremmo produrre ancora di più. Mi chiedo e mi domando, produrre ancora di più per cosa? Che siamo invasi dalla nebbia e dall'inquinamento da un mese. Produrre di più per cosa? Per crepare di lavoro come schiavi? Grazie. Grazie signora Michela, grazie del suo intervento anche questa settimana. Allora, insomma, i nostri telespettatori hanno introdotto dei temi non da poco. Allora, abbiamo visto il signor Antonio da Roma, ma anche il signor Roberto che parlava corruzione, lavoro nero. Io non voglio fare i temi, conti esatti, no? Ora allo Mm. Stato, al governo e così via, però notizia di oggi nel nostro piccolo padovano è che il prefetto impresa ha firmato per concedere ai privati 450 euro al mese per ogni immigrato, e non sto neanche a discutere se clandestino o non clandestino. Per me chi entra in un paese senza documenti è un clandestino, poi si verifica se è un profugo di guerra o meno, perché ci sono anche loro, non nego questo, però le percentuali sono molto basse. Comunque, perché all'ultimo momento si trovano i 450 euro per coloro che sulla carta sono profughi e che per me ad oggi sono clandestini, mentre le famiglie di italiani che non hanno neanche i 200 euro al mese, 100 euro al mese di pensione, perché a loro nessuno ci pensa? Quello che diceva il signor Antonio, no? Cioè il cittadino italiano si sente discriminato. Esatto, se ci mettiamo 5 minuti fuori dalle cucine popolari di Padova, cioè noi stiamo invertendo il trend, ci sono più italiani che si recano alle cucine popolari che extracomunitari. Non abbiamo, io ho visto con i miei occhi padri di famiglia separati che quindi non hanno anche la possibilità economica, quindi si va anche al di fuori della pensione. Certo, quella no? è un'altra categoria che però soffre. Io assisto a una mancanza di assistenza vicina ad italiani che hanno avuto sacrifici per una vita, mentre chiunque arrivi, perché se andiamo a vedere l'hotel a Battaglia Terme, pretendono la carta d'identità senza assicurare se siano veramente dei profughi o meno. Chiunque arrivi in Italia sembra che abbia il diritto, per un politically correct che è sempre rimasto teorico, chiunque arrivi in Italia ha diritto, pretende, però l'italiano che ha versato sangue, con quel sangue sta pagando questi ipotetici diritti a chi sbarca clandestinamente in Italia, ecco, tutti questi diritti non li ha, questi aiuti economici non li ha, le aziende italiane non li hanno, il pensionato italiano deve essere massacrato a 87 anni da due criminali, morta ieri mi sembra poco, in provincia di Ferrara, quell'anziana pestata di botte. Se poi, e concludo perché sto facendo una carrellata veloce perché il tempo a disposizione è poco, se andiamo a vedere le testimonianze delle forze dell'ordine che rischiano il processo ogni volta che arrestano qualche criminale, se andiamo a vedere una di un pensionato di poco tempo fa, un carabiniere che descrive a cosa assistono, cioè togliere il filo di ferro dalle carni dei pensionati o perlomeno degli anziani che hanno subito rapine in casa, neanche in azienda, quando poi si rischia di togliere quel filo spinato a recare il danno a chi viene liberato e viene processato di carabiniere. Cioè siamo all'assurdo. Siamo all'assurdo. Andiamo in pubblicità e dopo andiamo dritti fino alla fine, così ci togliamo il pensiero, va bene? Intanto meditate e dopo così rispondiamo anche ai telespettatori. C'è anche il professor Casa che vuole intervenire. Un attimo di pubblicità, torniamo subito.